Ughelò, du impresterò, bianca te seret, nigra te farò. Siamo arrivati ai giorni della merla, parliamo proprio di quelli che cominciano il 31 di gennaio. Voi avete mai sentito dire Zener Zenerot o scudito il me merlot? Questo modo di dire bergamasco, tutto bergamasco, si rifà ai tempi passati da molti secoli in cui i merli invece che neri erano bianchi. Il 31 di gennaio una merla col suo merlottino, pensando di aver oramai lasciato alle spalle l'inverno o il peggio dell'inverno, perché già si vedevano le prime violette di febbraio, decide spocchiosa di parlare in questo modo al mese di gennaio, che come si sa è il più imbronciato di tutti i mesi. E gli dice Zener Zenerot, gennaio gennaiotto, ho scudito il mio merlot, cioè ho messo al sicuro il mio merlottino, quindi a questo punto fai pure quello che vuoi. Ma gennaio si arrabbia proprio perché secondo lui la merla era stata impudente e quindi le risponde in questo modo: Ughelò, du impresterò, bianca te seret, nigra te farò. All'ultimo giorno di gennaio, che è il 31, si fa prestare 2 giorni dal febbraio, quindi l'1 e il 2 di febbraio, e questi diventano i giorni della merla, perché in quell'occasione così tanto nevicò e il freddo fu così intenso che la merla tutta bianca dovette cercare riparo all'interno della cappa di un camino, dal quale uscì con le piume tutte sporche di fuliggine, e da allora i merli sono diventati neri.